Waiu, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo dalla vittoria 2-1 contro Las Vegas FC, Las Vegas Lights FC. 2-1 in rimonta, raga, una partita pazzesca con una magia di Elmas spaventosa. Vi consiglio di andarvela a vedere. In questa puntata, ragazzi, noi abbiamo la possibilità, vincendo, di andare in Divisione 4 e sarebbe fondamentale, estremamente fondamentale come sempre, perché stiamo provando una scalata pazzesca in questi ultimi giorni prima della fine della stagione, il 28 agosto. Metz Napoli, tra l'altro una squadra di divisione 4, quindi divisione superiore, Upamecano. Vediamo i nostri ragazzi come stanno, amici, come stanno. Loro hanno i soliti fenomeni, ovviamente una squadra di bestie di Satana. Noi siamo tutti bene, quindi formazione tipo con Osimhen, formazione tipo, raga, con il Ciuchi, con Kvara, con Osimhen in attacco, col maestro che torna in campo. Proviamo a guadagnarci questa promozione in Divisione 4 contro il Metz, fuori casa. Si è visto bene fuori casa? Sì. Fuori casa, ragazzi. Bello stadio. E quello la Bombonera. Porca troia. C'ho un bello stadio. Cazzo, sei bello. Bene, ci proviamo. Si parte. Tanto, ragazzi, adesso sto tornare con Anghissà mezzala perché il centro del campo fa molta fatica. Mario Rui, attenzione, Mario Rui prova a imboccare subito per Osimhen, niente da fare. Attenzione, ci provano subito all'imbucata. Rachmani, bravissimo Rachmani, che poi allarga verso il Ciuchi, niente da fare. Lozano prova a dare una mano. Dobbiamo chiudere, attenzione, Ostigar, bravissimo, Rachmani, Anghissà, Lobotka. Osimhen appoggia per Zielinski, che può partire Zielo allarga verso Kvaratskhelia, che si ferma. Kvaratskhelia prova ad andare in profondità per Zielinski, appoggia per Osimhen, largo per Ciuchi Lozano, che la mette dentro per Zielinski. Azione manovrata pazzesca, ragazzi, e Zielinski di testa la mette dentro. Zielinski di testa la mette dentro, ragazzi. 1-0. Un'azione pazzesca, assist del Ciuchi, gol di Zielo e si vola. Ostigard intanto recupera palla, Zielinski appoggia per Kvaratskhelia, che la dà a Mario Rui, ancora palla per Kvara, errore di Mario Rui qui. Però adesso gran break di Mario. Kvaratskhelia prova il dribbling in mezzo a due, pazzesco Kvara qui, pazzesco Kvara. Attenzione, Lobotka prova ad andare vicino da Zielinski, ancora Lobo, palla arriva a Kvaratskhelia, dribbling di Kvaratskhelia, incredibile, Kvaratskhelia, il cross, il portiere ci mette una pezza, poi Kvara la dà a Zielinski, dentro ancora per Kvaratskhelia, che non riesce ad arrivare al cross, ma guarda, calcio d'angolo, stiamo giocando bene. Proviamo il nostro schema felice, con Lobo che cerca Osi. La palla arriva a Mario Rui, che riesce a spizzare per Kvaratskhelia, che segna un gol fantasma, ma con la goal line technology non si scappa, ragazzi, è gol, e qui c'è Kvaratskhelia, la sbatte dentro. Kvaratskhelia la sbatte dentro, ragazzi, su assist di Mario Rui, il maestro. Attenzione, 2-0, l'abbiamo per il momento messa bene, cazzo Messi, Meret, e accorciano subito, raga, porca troia, abbiamo preso un'imbucata bruttissima, bruttissima e Lampard non ha perdonato, ragazzi. Mario Rui, Kvaratskhelia, palla per Zielinski, si gira Zielinski per Lobo, di tacco arriva Zielu, che riesce ad allargare verso il Ciuchi Lozano, palla per Osimhen, provate a imbucare per Anghissà, niente da fare. Attenzione, raga, attenzione, forse ci siamo rilassati subito un po' troppo. Lobotka prova ad andare ancora dal Ciuchi, niente da fare.
Di Lorenzo, gran break, palla per Osimhen che ancora si è visto molto poco. Osimhen prova ad andare da Kvaratskhelia, dentro Kvara per Zielinski, Zielinski, il cross di Zielinski per il Ciuchi! Lozano 3-1, ancora un'azione pazzesca e stavolta è Zielu per Lozano ed è 3-1 contro il Metz, ragazzi. 3-1 contro il Metz, ragazzi. Grandioso. Attenzione Anghissà, 3-1. Una partita assurda, piena di gol per il momento. Pempè, accorciano subito ancora. Incredibile, ragazzi, veramente incredibile. Una partita assurda, siamo 3-2. Lobotka, Mario Rui, Kvaratskhelia, dribbling incredibile di Kvara, se ne va Kvaratskhelia ancora. Kvaratskhelia al cross in mezzo, c'è Osimhen che prova a spizzare ed è calcio d'angolo perché il difensore ci ha messo una pezza. Ancora calcio d'angolo, attenzione. Lobotka prova ad andare da Osimhen che prova a spizzarlo, Osimhen per Kvaratskhelia, ancora da calcio d'angolo, ancora Kvaratskhelia, lo schema perfetto. Siamo a doppietta, 4-2. 4-2 in 26 minuti, ragazzi. Battuto Maignan, 4-2 in 26 minuti. E ce lo fa vedere pure. Azione pazzesca, ragazzi. Calcio d'angolo perfetto, 4-2, rimettiamo il muso avanti di 2 gol. Kvaratskhelia, attenzione, proviamo a chiudere. Ancora però ci imbucano, incredibile. Rachmani, questa volta ci mette una pezza davvero. E Zielinski, Di Lorenzo va verso il Ciuchi Lozano, prova a metterla dentro, errore. Troppo frettolosi. Attenzione, Zielinski dà una mano, però Del Piero riesce a passare, c'è Messi, ma il maestro mette le palle in testa, poi Del Piero e Meret mette la palla in calcio d'angolo. Del Piero. Siamo 4-2, ragazzi, attenzione, attenzione. Provano ad andare dietro, Kvara prova a chiudere, un calcio d'angolo molto strano. E alla fine Giannino Di Lorenzo recupera palla, Kvaratskhelia appoggia per Anghissà che fa correre Zielinski. Zielinski va dall'altro lato, voleva andare verso Kvara ma la palla arriva ad Osimhen, non si sa perché. Anghissà non è riuscito ancora a fare chissà quale cosa a centrocampo per il momento. Di Lorenzo, la palla per il Ciuchi, dribbling del Ciuchi, se ne va. Zielinski, Lobotka appoggia poi per Ostigard che la lascia a Mario Rui che la allarga verso Kvaratskhelia che però fa una cosa no sense per me. Lobotka prova a chiudere la posizione di Mario Rui, è grande Mario e poi Lobo prova ad andare subito da Osimhen, anticipato Osi che per il momento è molto chiuso, non si è ancora iscritto alla partita realmente. Rachmani, siamo un po' frettolosi, devo smettere di andare centrale, devo smettere di andare centrale. Zielinski qui, palla per Di Lorenzo che allarga per il Ciuchi Lozano. Anghissà, Osimhen ha provato ad andare dal Ciuchi, ragazzi, l'aveva visto Osi. Grande recupero di Lobotka che però perde palla. Ostigard, palla per Kvaratskhelia. Recupero del primo tempo, ragazzi, dobbiamo mantenere questo doppio vantaggio che è fondamentale secondo me. Attenzione Messi, prova ad andarsene, Rachmani, Messi, Meret che rilancia subito verso Osimhen, mamma è anticipato Osimhen, partitaccia di Osimhen fino ad ora. Zielinski allarga verso Kvisha, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, niente da fare, fine primo tempo, 4-2, partita spaventosamente bella, ragazzi, 6 gol sono nel primo tempo. Stiamo meritando per come stiamo giocando il vantaggio, anche se loro ci stanno facendo vedere spesso i sorci verdi. Dobbiamo stare attenti, ragazzi. 4-2, Lobo larga subito verso Mario Rui, palla per Zielinski che la dà Lobotka che appoggia ad Anghissà, Osimhen, troppa fretta qui di Osi ancora.
Attenzione, provano ad attaccare loro. Mario Rui deve ripiegare su Messi. Attenzione, il maestro su Messi. E poi prova a darla a Zielu, però perdiamo palla qui. Erroraccio di Messi, di Mario Rui. Ancora Mario Rui, fuori gioco di Messi. Ce la caviamo qui. Ce la caviamo qui. Bene così. Meret prova ad andare lunghissimo da Osimhen, palla per Anghissa che spizza per il Ciuchi, Lozano non riesce ad arrivare a passare, viene chiuso. Lobotka, ancora chiuso anche lui. Perdiamo una brutta palla a centrocampo, ma recupera Anghissa. Fantastico Anghissa chi? Di Lorenzo, palla per il Ciuchi Lozano. Il Ciuchi cambia tutto verso Kvaratskhelia, cambio gioco pazzesco di Lozano, scende Kvaratskhelia, il cross in mezzo, c'è Osimhen che non riesce a colpire bene purtroppo. Peccato raga. Di Lorenzo deve chiudere su Lampard che va da Pempé. Meret su Pempé. Meret su Pempé. Messi dalla bandierina, attenzione, prova a mettere fuori, grandissima azione difensiva qua tra Zelinski e Osimhen, tra Zelinski e Kvara, ma ragazzi sta Osi veramente, non lo so, molto impalpabile, molto impalpabile. Rachmani, proviamo a chiudere, perdiamo palla qua perché non ho spazzato subito, cazzo. Provano a entrare in area Di Lorenzo, Meret blocca la palla, prova a ripartire subito Osimhen, riesce a spizzare questa volta verso Kvaratskhelia che prova ad andare dall'altro lato, non ci riesce purtroppo, palla troppo debole. Zelinski prova a recuperare, stanno facendo girare bene la palla, ci mette una pezza qui Di Lorenzo che poi prova a far correre il Ciuchi Lozano, se ne va Lozano, grande stop per il Ciuchi, attenzione Lozano, cross di Lozano, c'è Osimhen che non arriva sulla palla e adesso che sostituzione te la faccio io. Attenzione, palla recuperata da Zelinski che di esterno vede Kvaratskhelia, grande Kvaratskhelia, ci mette il fisico, Kvara prova a dribblare, niente da fare. Lobotka, break a centrocampo, Anghissa recupera palla, fermato Anghissa da dietro per l'ennesima volta. Per me ci sono sempre falli perché non ha senso. Attenzione Pempé, Lobotka prova a chiudere, niente da fare, Anghissa. Poi Rachmani spazza subito direttamente, non vuole problemi. Lozano, poi attenzione Osimhen, riesce a far correre Kvaratskhelia, attenzione Kvara, dribbling di Kvaratskhelia, volevo far invocare Osimhen che però non è partito. Maignan, Di Lorenzo, niente da fare, Rachmani, poi Di Lorenzo, Rachmani di testa verso Anghissa che allunga la palla verso il Ciuchi Lozano, se ne va Lozano che crossa dalla tre quarti, c'è Osimhen che finalmente si iscrive alla partita. Grande azione, Osimhen per poco non segna il 5-2. Allora abbiamo Zielu e Anghissa molto stanchi, metto un po' Elmas, lo metto al posto di Anghissa che è stanchissimo, infatti i movimenti sono estremamente lenti, e poi metto un Raspadori, ma sì, un po' Raspadori al posto di Ciuchi Lozano che è molto stanco, e basta così, bene così, avanti Napoli. Sia io il pre-resto va bene, stanno tutti on fire in campo, Osimhen lo lascio. Lobotka, proviamo al solito schema che ha funzionato già due volte in questa partita. Osimhen prova a spizzare, per poco non ci riusciva anche stavolta, ma riescono a chiuderlo. Poi Elmas prova ad andare dentro, niente da fare, entrato anche Giacomino. Elmas per Osimhen, palla per Kvaratskhelia che nel contrasto non riesce a vincere e tenere la palla. Attenzione Pempé, Di Lorenzo prova a chiudere su Del Piero e Di Lorenzo poi, e poi Ostigard, grandissimo. Lobotka prova a scendere, Lobo appoggia per Zelinski che cerca, forse era meglio Osimhen, invece cerca Raspadori. Rachmani non riesce a spizzarla, Di Lorenzo prova a chiudere su Yominson, Di Lorenzo, Elmas
Lobotka fermato, attenzione qui, brutta palla verso il centrocampo e poi Mario Rui. Ma cazzo di Dio però ragazzi. Ah! Mamma mia ragazzi, mamma mia che cazzo sta succedendo? Ostigar, mettiamoci una pezza Mario. Zielinski, bravissimo, e Kvaratskhelia che cambia tutto per respirare un po' verso Giacomino Raspadori che però perde la palla contro la Spiliqueta. Attenzione, Meret assistito da Di Lorenzo. Zielinski non riesce a metterla fuori, c'è Ostigard, prova a fermare tutto Giannino, niente da fare, non sto capendo un cazzo. Rachmani, palla fuori, poi Osimhen, Elmas per Giacomino Raspadori. La partita penso è finita, è finita praticamente. Minuto di recupero dopo la confusione finale. Finisce qui ragazzi, e con una favolosa vittoria decisa alla fine tutto in 30 minuti ci becchiamo la promozione in divisione 4. Andiamo a saltare le partite io. Divisione 4.